Lo scorso 20 aprile un tavolo tecnico con relativo protocollo d'intesa aveva assicurato ai lavoratori dei dissalatori di Porto Empedocle e Gela la continuità lavorativa. L'azienda Gedis, che per Porto Empedocle gestiva il servizio, ha interrotto il rapporto di lavoro perché a fine contratto doveva subentrare Sicilacque, la stessa cosa per quello di Gela. Il 30 maggio invece a scadenza contratto non è stato dato seguito al protocollo d'intesa. I lavoratori dei dissalatori quindi sono in stallo lavorativo da 2 mesi. Questa mattina hanno deciso di manifestare davanti all'interno del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a Palermo. Dopo un colloquio con la dottoressa Pullara, capo di gabinetto del presidente della regione Lombardo, la rassicurazione che domani lo stesso presidente si occuperà dell'affidamento dei 2 dissalatori. È stato produttivo comunque oggi venire qua perché abbiamo procurato l'incontro con la dottoressa Pullara, che capo di gabinetto del presidente Lombardo, che ci ha rassicurato e informato che domani mattina il primo punto in discussione con il presidente Lombardo sarà proprio discutere dell'affidamento dei 2 dissalatori Gela e Porto Empedocle e del relativo personale a Siciliacque. Quindi ci dovremmo avviare, come peraltro stabilito dal protocollo d'intesa fatto di recente qualche mese fa, ad una soluzione positiva. Speriamo bene. Intanto la vostra qualità della vita è cambiata? Sicuramente, noi da 60 giorni non percepiamo nessuno stipendio né dall'azienda che era precedentemente il nostro gestore, nemmeno dalla parte della mobilità, perché non sono maturati i tempi tecnici per poter usufruire della retribuzione. Se le cose non dovessero andare bene, quali provvedimenti prenderete? Noi eravamo già partiti stamattina con il bagaglio a seguito, sacchi a pelo e attrezzature per poter bivaccare, e da stamattina infatti siamo dentro il Dipartimento con l'intenzione di voler rimanere anche qua davanti a bivaccare senza creare grossi problemi ai funzionari che sono stati disponibili, ma per segnalare e manifestare il nostro disagio. Speriamo che questo non sia necessario. Le cassette le hai fatte per il Capodanno, le riprese fatte per il Capodanno, c'è voglia.